C'è aria di chiuso qui dentro. Già, purtroppo è sempre così quando si ritorna qua su. L'inverno è stato lungo, eh? Al tuo ritorno tutto sarà bello e pulito. Verrai spesso? Se ne avrò il tempo. Devo occuparmi della nostra fattoria. Ormai i miei vecchietti non ce la fanno più da soli. Oh, io non voglio toglierti al tuo lavoro, Vincenzo. Ma quando avrai tempo, dovrai sempre venire da me. Ma certo, verrò. Ci vuole poco a venire qui, eh? Ah, sì? Ti devo tagliare il pane? Sì, grazie se vuoi. Tanto per molto tempo non lo dovrai tagliare più. Perché? Ma se mi hai promesso ora di tornare presto, dovrai pur mangiare il pane. Allora? Certo, il cammino mi farà venire fame. E come mai tuo padre ti ha lasciato venire con noi? Non dovevi studiare il latino? Sono in vacanza per 9 giorni. Credi che abbia voglia di studiare adesso? Oh, ma è molto severo tuo padre. Grazie, lo so bene. Anch'io. Sai che ieri mi ha sgridato molto? Perché? Non vuole più che io stia tanto con te. È finito, non potremo più giocare insieme. Lascialo parlare. Verrò lo stesso da te quando mi piace. Nessuno potrà mai impedirmelo. Mi conosci? Ne vuoi un po'? Sì, ma non puoi nasconderlo. Sei anche tu superbo, proprio come tuo padre, il nostro signor Fonsalurn. Venite qua! Sembra che il cavallo abbia ripreso bene. Certo, signor Fonsalur, da qualche giorno ha ricominciato a mangiare. Vedete, Ferking, questo è l'essenziale. Mangiare e bere bene salva il corpo e l'anima dell'uomo e della bestia. Guardate un po', signor Fonsalur, sembra che anche il puledro lo sappia. Mhm. E non mi dimenticherai se per qualche tempo non potremo vederci. Ma che pensi, Froni? Cosa credi? Cosa penso? Che era tanto bello con te quest'inverno giù in paese. Ma se quest'estate... Che cos'hai? Non devi avere dubbi, tra noi tutto resta come prima. Vorrei tenerti stretto, stretto e non lasciarti mai andare via. Sì, ma io devo andare. Stefano deve essere giù per la colazione, altrimenti il vecchio farà chiasso. Oi là, Stefano, vieni! Maledizione! Devi andare? A luna devo essere a casa, altrimenti mio padre... Beh, correrete un po' e così sarete a casa in meno di 2 ore. Oi là, Stefano, vieni dunque! Vengo subito! Su, via, Stefano, il tempo stringe, bisogna ritornare. O credo che dovrai incassare le botte del genitore, eh? Botte, cosa credi? Sono tempi passati. Ora parla proprio come un uomo. Su, avanti, ragazzi, salutate. Addio, Froni. Stai bene. Arrivederci domenica. Domenica? Ho paura di non poter trovare il tempo. Fra 2 settimane, forse. Forse. È un lungo periodo, Vincenzo. Sì, ma... Ma cos'è? Tanta premura e poi non vieni? Andiamo dunque. Che Dio vi protegga. Buon ritorno. Grazie. Arrivederci! Arrivederci, Vincenzo. Arrivederci. Passiamo per la scorciatoia, risparmieremo una mezz'oretta. No, resta sul sentiero. Lo sai, se arrivo tardi il mio vecchio andrà su tutte le furie e io le prenderò certamente. Stefano non ritorna ancora. È così indisciplinato quel ragazzo. Ma signor Fonsalur, voi stesso gli avete permesso di salire ai pascoli. Sì, questo è vero, ma a condizione che fosse di ritorno per il pranzo. Non sa ancora che cosa sia il dovere. No, papà, può anche darsi che sia stato trattenuto, no? Guarda un po', finalmente ti si vede. Scusami, papà. Lavato le mani? Certo. Va bene, siedi. Barbara, la minestra per Stefano. E ancora tiepida. Grazie. Ordine e puntualità, egregio signore.
sembra ora che tu impari ad avere queste qualità. Ormai non sei più un ragazzo, vero? Sì, papà. Via, non lo tormentare. Beh, Stefano, ti sei divertito? Sì, molto. Hai già fatto i tuoi compiti? Senza errori, vero? Lo spero, papà. Bene, bene. Lo vedremo più tardi, mio caro. Cominciate a darmi sui nervi col vostro andare e venire. State dunque fermo un momento, Schweighofer. Se non si mangia e beve con calma, non si può star bene. Infatti qui tutti mangiano con calma. Aspetto già da 3/4 d'ora. Ebbene, se non volete aspettare, nessuno vi trattiene. Volete forse cacciarmi via? I vostri affaroni certamente non soffriranno. I miei affaroni sono molto graditi in questa casa. Oh, scusate, vi ho fatto male. Grazie. Non bene di certo. Avanti. Che cosa c'è? Il signor Schweighofer chiede di parlarvi. Cosa può volere da me? Adesso non ho bestiame da vendere. E forse viene a causa di Brunner. Ti ricordi, papà? Di nuovo con questa storia. Lo ricevi, vero? Allora sia. Fatelo entrare. Grazie, papà. Buongiorno, signor Barone. Che c'è, Schweighofer? Siate breve. Domani scade un'altra obbligazione dei Brunner, signor Barone. Ma che avete? Forse una lombaggine? Può anche darsi. Ho preso un forte colpo nella schiena, ma non importa. Volevo chiedervi se l'affare vi interessa. Per me non ha importanza. Pensavo di farvi piacere. Beh, non avvisandoli. parlate tanto. Quant'è dunque? 2000 marchi. Hanno poco giudizio questi Brunner. Già. Ora possedete tutta la loro proprietà. Basterebbe allungare una mano. Ciò non vi riguarda. Già, ma finora non avete comperato per puro scopo filantropico. Insomma, quant'è? Con la mia provvigione 2200. Mi sembra di non esagerare. Anna Mirl. Non mi riesce. Di, aiutami a fare una poesia per Anna Mirl. Una poesia per Anna Mirl? E perché? Sudo e non so che fare. Non posso più studiare. Anna Mirl, io penso a te e vorrei che tu... E questo lo chiami lavoro? Ma certo. Beh, sei stato bravo? Abbastanza, papà. Ah, allora vai pure, mio caro. No, lascia stare i quaderni. Voglio guardarli un po'. Non è necessario, papà. Melania ha già esaminato tutto. Sì, ho già guardato tutto io, papà. Grazie. Tutto a posto, papà? Sì, ancora una volta ho comperato. Tu sei il più caro, papà. Già. E che cosa me ne faccio adesso? Che cosa ne farò? Ai Brunner non appartiene quasi più niente. Devo mandarli via dalla loro casa? O pensi che la faccenda si possa aggiustare altrimenti? Io non penso niente. Io ascolto, papà. Guarda, non vorrei che i vecchi Brunner avessero a che fare con dei mascalzoni che potrebbero causare loro delle difficoltà. Gente di poco giudizio questi Brunner. Fanno troppi debiti per il loro figlio Vincenzo. Devi calcolare le spese per i suoi studi all'università, papà. Non c'è soltanto lo studio, mia cara. Egli ha anche altre passioni. Certo, non mancherà di correggersi. Parla francamente, Melanie, dimmi. Tu ami quel ragazzo? Sì, papà. Lo amo. E vorrei essere felice con lui. Lo sarai, cara, lo sarai. Beh, Vincenzo, per questo lavoro non occorrevano gli studi universitari. Stai spaccando la legna come un vero studente. Vedi, Schweighofer, tu sei felice perché sei ignorante. Vincenzo, il caffè è pronto. Oh, Schweighofer, meno male che ti vedo. Alla scadenza non mi sarà possibile pagarti gli interessi. Devo pregarti di avere ancora un po' di pazienza. Ormai non mi interessa più. Ma non sarà poi tanto urgente. Potresti aspettare ancora qualche giorno. Mettiti d'accordo col signor von Salern. Cosa? E che c'entra lui in questo affare? E gli ha comperato tutte le tue obbligazioni.
Sì, proprio tutte. Salve. E tempi migliori, Brunner. Sapete la bella novità? Von Salon ha comperato tutte le nostre obbligazioni. Il signor von Salurn? Ma guarda un po', questo è interessante. Credi forse che gli ci intenti un processo? Ecco dove siamo arrivati. E per colpa tua. Già, per non voler fare il contadino. Certo, studiare all'università, sempre biglietti da 1000, non bastavano mai. Tutto per non sfigurare di fronte ai signori della città esagerate esigenze moderne delle quali in seguito non ci si può più privare. E ora dipendiamo dal signor von Salurn. Hai finito adesso, papà? È tutto qui? Quello che sai rispondermi? Perché arrabbiarti tanto, papà? Per noi è una fortuna che Svaikov gli abbia venduto le obbligazioni. Salurn ha fatto l'affare solo per salvarci. Davvero, Vincenzo? Cerca di spiegarti più chiaramente. Beh, sì. Il mio futuro suocero non vorrà certo privarci della nostra terra. Come tuo futuro suocero? So che sei? Ah, tu e la baronessa. Sei proprio impazzito? Per quella gente sarei sempre un contadino, anche se vestito da signore. Questo riguarda me soltanto. Credi forse che loro non sappiano della tua passione dell'inverno scorso per la Froni? Con Froni tutto dovrà finire un giorno. Vincenzo, pensa alla povera ragazza. Ma che? È meglio così. Non mi sarebbe certo piaciuto che una serva fosse diventata nostra nuora. Sarebbe certamente stata una buona massaia la Froni. È brava assai. Ma ormai noi siamo d'accordo. Ah sì, noi sì, ma tu e Melanie? Se quella non vuole, cosa fai? Certo che vorrà. Gli hai potuto parlare? Sì, ma non vuol venire qui. Non vuol venire? No, ha voglia di andare a pescare le trote, ha detto lui. Ma dimmi la verità, viene o non viene? Ma certo che viene, con gran piacere, ha detto lui. Sei assai nervosa per la tua età. Via di qui, altrimenti... Pronti? Sì? Tanta fretta? Sì, molta fretta. Beh, buona fortuna, Vincenzo. Non dubitare, papà. È un bel ragazzo il nostro Vincenzo. Sì, per me è anche troppo bello. Buondì. Buongiorno. Finalmente ti si vede, eh? Per forza, cara, quando tu me lo ordini, Oh, ma io non te l'ho ordinato, Vincenzo. sei molto bella. Ti piace il vestito? Non solo il vestito. Ah, vieni. Sì, cara. Grazie, Barbara, non ci occorre altro. Sediamoci. Papà ti prega di scusarlo ancora un po'. Prego. Prego. Fatto da te? Ah, si capisce? Come sei bugiarda. Te ne importa? Una signorina non deve dire bugie. Sempre così severo? Con te sì. Perché proprio con me? Già, Melanie, tu sei una cosa... Io sono una cosa? Volevo dire, quello che c'è tra noi è una cosa seria, Melanie. Sì, molto seria. Davvero, Vincenzo? No, non guardarmi così. Hai paura di me? Che cosa hai dunque? Dubbi. Ho dei dubbi, Melanie. Vedi, io ancora non sono niente. Oh, ma Vincenzo, no, non non- interrompermi. Tu sai molto bene come stanno le cose a casa mia. Sì, credo di sapere tutto.
E malgrado ciò mi vuoi bene? Sei un ragazzo molto caro. Davvero? Perché mi fissi in quel modo? Volevo domandarti qualcosa. Domanda pure. Mi vuoi proprio bene, Melanie? Solo questo volevi sapere? No. E allora domanda. Vuoi diventare mia moglie, Melanie? E se dicessi di no? No, ti prego. Non così. No? Chi ha paura adesso? Fatto molto male, eh? Papà, noi ci siamo fidanzati. Signor Fonsalon, Vi io... dispenso dalla cerimonia, Vincenzo. O forse vi aspettate che io protesti, eh? Tutto deve essere in regola, signor Fonsalon. Questa frase mi piace, Vincenzo. Dunque, sì, il benvenuto, figliolo. E a te, Melanie, buona fortuna. Già. Io credo che bisogna brindarci sopra, vero? Che ne dici, Melanie? Abbiamo ancora una bottiglia di spumante? Credo di sì, papà. Allora corri di là a preparare. Intanto noi cercheremo di metterci d'accordo. Prego. Sarà meglio metterci a sedere. Forse impiegheremo un po' di tempo. Froni? Ecco Ferkinger. Buongiorno, signor Ferkinger. Buongiorno, Annamie. Tutto è a posto? Oh, sempre da noi. Buongiorno, Fran. Buongiorno. Non vuoi darmi la mano? Oh, ma certo. Cosa credi? Salute, Martina. Salve. Perché mai sei venuta a trovarci, eh? Volevo domandarti qualche cosa. Ah, se vuoi ispezionare, Anna Mirl ti farà vedere tutto perché io ho ancora da fare. No, resta qui. Devo parlare con te. Con me? Ah, io non so proprio cosa avremo da dirci, Martino. Sì, Froni. Molte cose, invece. Vedi, io ti voglio bene, sai. Tu non ignori che ho un posto sicuro, un contratto favorevole e che il padrone mi stima. E per quello che è stato fra te e Vincenzo, lo dimenticherei. Ti sembra così facile, Martina? Froni, io vorrei sposarti. Tu sei un gran bravo ragazzo, lo so bene. Ma per sposarmi c'è uno solo. Seppure mi sposerò. Ah, sì, ma non avverrà. Cosa ti importa di un uomo pieno di debiti che ha rovinato anche la sua famiglia? Se sei venuto qui per parlare male di Vincenzo, hai sbagliato strada. Tu mi conosci bene, Froni, sai che non faccio pettegolezzi. Ma devo pur dirtelo. E che cosa devi dirmi? Vincenzo sta troppo spesso con la signorina Fonsalur. Mi credi anche gelosa, Martina? Mi fai ridere. In questa maniera non riuscirai a niente. La farai finita con le scappatelle. E in special modo la relazione con Froni Reiter. È tutto finito. Parola d'onore? Non aver più timore per la tua tenuta, essa ti resterà. I tuoi genitori saranno tranquilli. Ne parlerò anche con loro. Siete molto buono, signore. Tutto per amore di mia figlia. Dimmi un po', cosa sta accadendo qui? Non mancherai di saperlo a suo tempo, ficcanaso. Oh, io lo so già. Grande festa in famiglia.
Beh, tutto pronto, Melanie? Sì, sì, papà, ma Stefano... Ah, sì, è vero, lui non ne sa nulla. Dunque, Stefano, voglio presentarti il tuo futuro cognato. Bene, Vincenzo, diventeremo anche parenti, ma è magnifico. Mi congratulo con te. Ma e a me? Non dici nulla a me, eh? Certo, si capisce. Le mie felicitazioni. Bene. E non mi dai un bacino? Ma posso? Mm. Dunque, alla signora, al futuro genero ed ora al giovane Fonsalur. Come anch'io. Oggi puoi far tutto. Beh, tutto sarebbe un po' troppo, ma puoi brindare con noi una sola volta, A quando le nozze? fra 6 settimane, e tu indosserai per la prima volta i pantaloni lunghi. Bene, alla salute. Posso vederti adesso? Sì, ora puoi venire. Beh, Non c'è male il vestito. invece è molto bello. Sì, ma mi sembra troppo aperto là in alto. Sì, ma mi metterò un bolerino sopra. Si capisce. Ah, beh. Barbara, dammi il Sta velo. molto bene. No, no, non bisogna metterlo prima delle nozze. Porterebbe sfortuna. Oh, ma io non sono superstiziosa. Oh, prego, signorina. Ma costerà certamente un sacco di quattrini. Oh, impertinente. Ecco, ora chiama papà. Papà, vieni, Melanie è in grande uniforme. Sei proprio insopportabile. Attenzione, sorellina mia. Sei bella, cara. Contento? Se lo sei tu. Sembri la mamma com'era quel giorno. Oh, papà, mi rovini il velo. Oh, perdonate, signora. Papà, ora dovresti andare. Arrivederci, signora Brunner. Porta fortuna. Che stai facendo, Stefano? Niente troppo prezioso per mia sorella. Fila, fila, ragazzo. Cos'hai? Non ti va? Sì, sì. Io so già perché. Tu non sai niente. E poi dormi così inquieta durante la notte. E tutto ciò perché Vincenzo non viene. Da più di 6 settimane siamo quassù. E ancora non si è mai visto. Ma avrà molto lavoro. Giù al paese ora c'è la mietitura. Dopo verrà di certo. Sei molto cara, Anna Mirla. Ma certe cose non le puoi ancora capire. Oh, non sono più bambina. Ne so più di quanto tu possa credere. Vincenzo. Annamir! Oh! È Stefano, c'è Stefano! Ah, sì. Stefano. Oh, salve Stefano, vieni, vieni. Contenta, eh? E come mai sei venuto oggi? Non dovevi andare a scuola? Sono dispensato da ieri. Per castigo. Ma che scioccona. Cosa credi? Dispensato non vuol dire mica essere castigato. Ah, sì, capisco. Ma perché mai? Perché Melanie domani si sposa. Oh? Che ne dici? Ma come? Tua sorella si sposa? Ah, qui noi non ne sapevamo niente. Sfido io, quassù con le vostre mucche non sapete mai nulla. Le nozze sono domani, 30 persone, e mangeremo perfino il caviale. Che cosa? Caviale! Sono uova di pesce e costano 100 marchi al chilo. Davvero? E con chi si sposa la signorina per dover fare tanto lusso? Con mio amico Vincenzo. Vincenzo si sposa con tua sorella? Ma non è possibile! Ti stupisce tanto? Credi forse che gli avrebbe sposato te? Oh, senti Stefano, tu sei un ragazzo intelligente. Devi farmi un gran favore. E cioè? E Froni non deve venirlo a sapere. Non devi raccontarle che domani Vincenzo si sposa con Melanie. Perché? Cosa può importarle questo? Tu non puoi capirlo. Credimi, lei non deve saper niente, almeno per ora. Va bene, se tu lo vuoi, non dirò nulla. Sicuro, ho la tua parola. Come vuoi.
Stasera si comincia già la vigilia, grande festa. Io avrò pantaloni lunghi. Tu coi pantaloni lunghi farai ridere le vacche. Ehi, se mi canzoni, sta a vedere cosa ti faccio. Su. Lasciami, Stefano, lasciami. No, mi fai male. Ma quanta forza hai già. Fra poco sarei forte come un uomo. Te ne accorgi, eh? Mi fai proprio spaventare, Stefano. Stefano? Oh, Cefroni, non dirle nulla, eh? Sta certa. Buongiorno, Froni. Buongiorno, Stefano. Come mai? Non sei andata a scuola? Già, oggi Stefano ha fatto vacanza per il caldo. Sì, fa tanto caldo oggi laggiù. Andrei giù subito? Devo essere giù alle 3, da noi oggi c'è Hanno grande lavoro sui campi e tu conosci suo padre. E sai, se non fosse puntuale lo castigherebbe severamente. Vedrai Vincenzo. Vincenzo, si capisce? Certo che lo vedrò. Senti, fammi un piacere, Stefano, dagli questa lettera. Ma non perderla, eh? Niente paura, Froni, sono sicuro come la posta. Arrivederci. Arrivederci, Stefano. Ricordati, è urgente! In meno di 2 ore avrà la tua lettera. Ciao! Ora Vincenzo verrà certo. Che cosa gli hai scritto? Che deve venire oggi stesso, altrimenti domani andrò io da lui, dopo la messa. Tu vorresti andare giù in paese? Da Vincenzo? Già? E perché no? Non sono mica lebbrosa da dovermi vergognare. O si vede già qualche cosa? Ma che cosa si dovrebbe vedere? Anna Mirl. Avrò presto un bambino di Vincenzo. Froni! Sì. Si dice che Fonsaluro abbia comperato tutte le nostre obbligazioni, è vero? Zitto, Sepp. Domattina gli deve darle a Vincenzo come regalo di nozze, capisci? Regalo di nozze. Sì, stupidoni, è così. E dopodomani riprenderemo il lavoro. 6 cavalli, 12 vacche e compreremo anche un altro prato. Che gioia, signor Vincenzo. Ah, se fosse vero. Se non sarai troppo ubriaco domani al banchetto delle nozze, lo vedrai, vecchio mio. Ah, cara signora, Buonasera. signor giudice, siate i benvenuti in casa mia. Ho molto piacere che siete venuti. Tutte le mie felicitazioni, mia cara Melania. E non me lo presenti il tuo futuro sposo? Beh, entrate pure, intanto io vado alla carrozza. Sì, vieni presto, Vincenzo. Niente paura, mamma. Le nozze sono come la pena capitale. Se manca il condannato non si può procedere. Franco! Sì, eccomi. Staccare e asciugare, eh? Bene, signor Brunner, sarà fatto. Grazie. Vincenzo, Oh, Stefano, che stai facendo qui? Perché non sei in sala con gli ospiti? stavo aspettando te. Me? Ah, sì, volevi forse farmi vedere il tuo vestito nuovo, eh? Ma no, io Insomma, cos'è tutto questo mistero? devo darti una lettera molto urgente. È di Froni. Una lettera di Froni? Per le 11 devono essere pronte le carrozze. Va bene, ispettore. Il signore vuole che si finisca presto, domani avremo molto lavoro. Dunque, una dopo l'altra, attaccare avanti in fila senza ritardo, Benissimo, capito? ispettore. Hai detto qualcosa delle nozze lassù? Solo ad Anna Mirl. È rimasta così spaventata, non so perché. E poi mi ha proibito assolutamente di parlarne con Froni. Ti ringrazio, caro. Vieni adesso, Melanie ci aspetterà. Perdonami, Melanie. Mi sono occupato del cavallo. Speriamo che tu sia puntuale domani. Oh, certo. Caro signor Brunner, accettate i miei rallegramenti. Grazie. Migliore sposa non avreste potuto trovare, certo. Oh, ma signor capo, come siete complimentoso. Già, non è forse vero, eh? Vi auguro di cuore ogni felicità. Vogliate scusarci. Dunque, voglio sapere cos'è successo. Non vi riguarda, ispettore. Senti, Stefano, mi dici cosa hai dato a Vincenzo, oppure... Oppure? vado a parlare a tuo padre. Sei stato ai Pascoli oggi. Certo. E allora? E poco fa hai dato una lettera a Vincenzo.
Ebbene, che c'è di male? Era di Froni. Rispondi, giovinotto. Ero certo. Che cos'hai, Vincenzo? Sei tanto agitato? Insomma, è la prima volta che mi sposo. Ah, ma anch'io. Sì, è vero. Cin cin. Gradite un altro bicchiere? No, grazie. Devo alzarmi molto presto. Ma domani è domenica. Sì, sì, ma... E le nozze? Ah, già. Vorrei che fosse già finito. Mio caro Fonsalurno, perché così nervoso? Voi dite nervoso. Vi sembra cosa da nulla quando si sposa l'unica figliuola? Una nuora così perfetta certo non vi dispiacerà, caro Brunner, eh? Si capisce, ma speriamo che al signor Fonsalur non dispiacerà il genere. Altrimenti non avrei detto di sì, Brunner. E anche noi vecchi andremo d'accordo. Vedrete come andrà bene Castel Salur nella fattoria Brunner. Ma sì, ci accontenteremo. Per noi ci vuole poco. Basta che i ragazzi siano felici. Spalancherete tanto d'occhi quando la nostra mietitrice lavorerà per la prima volta nei vostri campi. Beh, ma neanche a mano andava poi tanto male finora. Oi là, figliolo, vieni un po' qua. Ti diverti molto stasera, vero? Sì, molto. Non ti sei accorto che è già tardi? Appena le 10. Caro ragazzo, sono le 10:30. Oramai è ora che tu vada a dormire. Oh, ancora un po', papà. Beh, d'accordo, ancora una mezz'ora. Ma alle 11 al massimo devi essere a letto, capito? Sì, papà. Stefano è tutto felice d'avere Vincenzo come cognato. Non vai a letto, Froni? Sai bene che lo aspetto. Ma oramai oggi non verrà più. È già troppo tardi. Veniva spesso, dopo mezzanotte. Prima. Mi dispiacerebbe se aspettassi invano. Forse non potrà venire in questi giorni. Avrà da fare. Domani andrò io da lui. Va a dormire adesso. Lasciami sola. Buonanotte, Froni. Buonanotte. A domani, eh? Allora, a domani, caro amico, e buon riposo. Grazie, senz'altro cercherò di venire domani mattina. Vi metterete tutte le vostre decorazioni, vero? E anche quella bella sciarpa azzurra. È tutto pronto, la sciarpa e le decorazioni. Dunque, buonanotte, cara. Buonanotte. Cara Melani, domani a quest'ora? Sono felice. Hai ragione, la cosa più bella del mondo è l'amore. Ah sì, ne sono convinta. Ehi, Vincenzo, devo parlare con te. Proprio adesso. Sì, ora, prima che sia troppo tardi. Via, lasciami in pace. Vincenzo, t'ha scritto oggi. Io lo so. Ebbene, questo non ti riguarda. Sì che mi riguarda.
Io amo Froni e voglio sposarla. Prego, se la Froni ti vuole. E Froni sa che domani sposerai la signorina Salourn. Io non gliel'ho detto. Ma tu devi dirglielo, lei ti ama. Per questo non glielo posso dire. Beh, allora lasciala in pace. Ma io l'ho lasciata in pace. Da 6 settimane non l'ho vista più. E non andrai più da lei? Parola d'onore? La mia parola. Ci mancherebbe altro. Vincenzo, sta attento. Non farti sorprendere. Sei ubriaco. Ah, Vincenzo, eccoti qua. Dove sei stato finora? Ti ho cercato dappertutto. Perché, bambina? Io sono stato col colonnello in salotto. Col colonnello? Ma se il colonnello era con me? Sì, adesso. Ma prima stava laggiù con me. Buonanotte, Melanie. I miei genitori mi aspettano, devo portarli a casa. Pensa, Vincenzo, soltanto 12 ore. No, 10. Alle 9 viene l'ufficiale civile. E tu verrai alle 8:30, eh? Perché? Ah, sì, va bene, eravamo d'accordo così. Quanto sarei contento se tutto questo fosse già finito. Buonanotte. Buonanotte. No, Ferking, non scappate via. Quel ponce bisogna per forza finirlo. Signor von Salourn, io avrò molto lavoro da fare domani. Se una volta tanto vi coricherete tardi, non crollerà il mondo. Almeno votiamo ancora un'altra bottiglia insieme. Venite. Froni! Sì? Sono io, Froni, apri! Vincenzo! Vincenzo, finalmente sei qui. Come ti aspettavo, Vincenzo? Dovevo venire, Froni. E io temevo già che tu non venissi più. Avevo tanta paura. Per te, per il nostro amore. Ma adesso tutto va bene. Finalmente sei con me. E ora resterai qui, vero? Sì. Sono venuto, sì, ma rimanere... Oh, non parlare subito di partire. Sei appena arrivato. Devi restare qui con me. Froni, alzati. Sono le 4. Non tanto forte, Anna mia. Perché? Nessuno ci sente? Sì. Quanto sei bella oggi. Sono felice, Anna Mirla. Tanto felice.
Ho dormito, è già molto tardi. Ma no, sono appena le 4, hai tanto tempo. Riposati ancora. No, Froni, me ne vado subito. I miei genitori non devono accorgersene. Ti vergogni forse, Vincenzo? Cosa temi? Non c'è nessun male. Froni, ho da dirti qualcosa. È molto importante. Io sono venuto da te appunto per questo. Ma Vincenzo, comincia a farmi paura. Froni, viene qualcuno, credo che sia Ferkinger. Erkinger? Cosa vorrà a quest'ora? E visitare il bestiame. È suo dovere come ispettore. Adesso, alle 4 del mattino. Vuol farci la spia. Ma non potrà vederti. Entri in camera mia, presto. Vado di mandarlo via subito. Senz'altro. Volevi dirmi ancora qualcosa? Anch'io devo parlarti, Vincenzo. Buongiorno, Ferkinger. Come mai così presto stamani? Devo parlarti, Froni. Prego, il signor ispettore vuole accomodarsi. No, sto meglio in piedi per quello che devo chiederti. È tutto a posto, le bestie sono sane, nessuna mucca si è smarrita. Non è quello che voglio sapere. E allora? C'è qualcuno qui con te? Anna Mir, lo sai bene. E nessun altro? Di, perché te ne interessi tanto? Non te lo domando per me, Froni. Perché allora? Potrebbe interessare il nostro padrone. Il signor Fonsalurn, forse. Non sono più una bambina che bisogna sorvegliarla. Ma per Bacco, Froni, sei proprio tanto ignorante? Perché ignorante? Tutti sparlano di me, lo so bene. Perché io amo Vincenzo, lo so pure. Non mi importa. Ma il tuo spiare mi dà i nervi. Anche questa è cosa certa. È stato dunque da te stanotte? Sì, è stato da me. Tutta la notte. E ancora sta qua su, se non ti dispiace. Che mascalzone. Ti proibisco di parlare così. E se al padrone non va bene, prendo la mia roba e me ne vado. Sì, si capisce. Dovrai andartene. Meglio oggi che domani, e ben lontano, che nessuno ti veda più. Mi mandate via, ispettore? E non vi vergognate di farmi un tale torto? Cosa ho fatto di male? Perché voglio bene a Vincenzo con tutto il mio cuore, per questo mi cacciate via. Potresti far pietà per la tua grande ignoranza, Froni. Ma adesso voglio parlare con lui. Nessuno deve entrare, lui dorme. Lascia in pace Froni adesso e vattene al diavolo. Eccoti qua. Finalmente la volpe esce dalla sua tana. Vada agli affari tuoi, per i miei ci penso io, capito? Vincenzo ha tutte le ragioni, perché ti metti a gridare così? Stai un po' a sentire, Froni. Ora basta con le chiacchiere. Fra poche ore, quando sentirai le campane del paese... Stai zitto, imbecille! Quando sentirai le campane, Vincenzo si sposa! Martino! E sai con chi? Con la signorina Salurn. Ecco, adesso arrangiati. Era necessario che te lo dicessi. È vero. Vincenzo. Sono venuto apposta per dirtelo. Non arrabbiarti con me, Froni. Non mi è stato facile, certo. E con te farò ancora i conti, capito? Ma non qui davanti a Froni, noi due soli, da uomo a uomo. Con grande piacere. Non vedo il momento, Ferkinger. Io sono sempre pronto. Un mascalzone come te, che rende così infelice questa poveretta, bisognerebbe ammazzarlo come un cane. Vattene, Martino, ti prego, vattene. Vado, non c'è bisogno di pregarmi. E tu pure, vattene. Non posso più vederti. Guarda, Froni, siamo stati così felici insieme, sempre felici. Stanotte volevo dirtelo. Sono venuto per questo, di nascosto, solo per questo. Ti voglio tanto bene, Froni. E ti sposi con un'altra? Non mi resta altro. Sii ragionevole, Froni. Vedi, abbiamo tanti debiti e Salurn tiene le obbligazioni. Ci caccerà certamente dalla nostra terra. Capisci dunque la mia situazione? Sì, sì. Ti capisco, Vincenzo. Ti capisco bene.
Cosa valgo io? Sono povera, non ho niente, neanche un soldo, nulla, nemmeno una casa. Per te invece ci vuole una moglie ricca, la vita comoda e molto denaro. Oh, lo capisco bene. Ma questo dovevi dirmelo prima. Non dovevi più venire da me. Ascolta, Froni, lasciami spiegare. Basta, Vincenzo. Non ti posso più credere. Mi devi credere. Potremo sempre vederci. E se avrai bisogno di qualcosa, basterà chiamarmi. Ah, sì. Avrei avuto tanto bisogno di te. Ma adesso vattene, Vincenzo. La tua sposa ti sta aspettando laggiù, nel suo castello. Froni, non parlare in questo modo. No, Vincenzo, tutto è finito fra noi. Beh, allora me ne vado. E fra qualche settimana tutto si aggiusterà, Froni. E ancora non si vede. Non lo capisco davvero. È un'imprudenza senza pari. La notte prima delle sue nozze va ancora in giro e chissà dove. Se Salone venisse a saperlo, o Melani, ma pensa quale vergogna sarebbe per noi. Sono appena le 6:30, babbo. Sono sicura che a momenti sarà qui. Speriamo. Guarda un po', l'ispettore mi aspetta. Dobbiamo ancora fare i conti assieme, non ti pare? Non è possibile rimandare a dopo le nozze? Affatto. Devi ascoltarmi, stai per rendere infelice la signorina Melani come Froni. Sono cose che non ti riguardano, lasciami passare. Non ti credevo così vigliacco. Che dici? Che tu sei un vigliacco. Lasciami passare, devo arrivare in tempo laggiù, lo sai. Correre dietro alle donne, renderle infelici l'una dopo l'altra, rovinare la terra paterna, ecco cosa hai fatto, ma ora basta! Oggi stesso parlerò col signor Fonsalur. Non lo devi fare questo, no! Oggi stesso! Non potrai impedirmelo. Ecco l'ultimo conto del latte. Portalo giù dal signor Fonsalur. Sei proprio decisa, Froni? Digli che me ne vado. Fatti dare tutti i miei documenti e anche il certificato. Non voglio più vedere nessuno. Nessuno. Va dunque, va. Cerca di ritornare prima del tramonto. Voglio partire oggi stesso. Vincenzo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Un matrimonio da gran signori. Il podestà va in persona al castello. Dobbiamo andare, moglie, è già molto tardi, No, io non vengo, babbo. Mi vergogno senza Vincenzo. Ma verrà di certo. Sa benissimo che noi perderemo tutto se non dovesse venire. Ma Stefano, da dove venite? Non vi siete ancora vestito? Io ho fatto un po' tardi. Sbrigatevi dunque, Niederegger è già venuto. Buondì, signor Fonsalur. Caro signor Niederegger, è molto pesante, eh? Il libro dei condannati. Ah, non c'è niente da scherzare. Una volta iscritti, si è felici per forza. Ah, per forza di legge, vero? Ah, siate i benvenuti. Ma e dov'è lo sposo? Come, non si trova già qui? Io non l'ho ancora visto stamattina. Eppure doveva già essere arrivato. Beh, accomodatevi intanto. Io credo che la sposa stia già in pensiero. Non riesco a trovarlo. I suoi genitori sono arrivati. Proprio adesso.
Ma lo capisci, sono quasi le 9, già in ritardo di mezz'ora. E lo sai, gli uomini non hanno mai fretta quando si tratta di doversi sposare. Non scherzare, vedi, gli ospiti ci aspettano. Allora, ditemi un po', Brunner, cosa è successo? Glielo devi dire, babbo. A momenti sono le 9, non vedete? Qualche cosa non va. Avanti, raccontatemi. Vincenzo è stato fuori stanotte. Come? È stato fuori? E dov'è ora, non lo sapete? No, non lo sappiamo. Sentite, ve lo dico proprio sul serio, Brunner. Se vostro figlio ci rende ridicoli davanti a tutto il paese, è finita per sempre, capito? Farò uno scandalo senza pari. Che strano sposo, farci aspettare così. Si vede che è un contadino. A Marta, i genitori mi fanno pietà. Mi vergogno proprio da morire, babbo. Darci un tale dispiacere. Signor Fonsalur, Brunner, dov'è il padrone? Dalla Melani. È successo qualcosa a Ferkinger? Una disgrazia a Vincenzo. Speriamo non si tratti di cosa grave. Non vedere la cosa tanto nera. È morto? Lo sento, mio figlio è morto. Non dovete pensare il peggio, signora Brunner. È precisamente nella stretta. Giace sulla roccia rossa. Morto? Non lo credo, dava ancora segni di vita. È stato su, ai pascoli? Questo non lo so. Ma non parlate tanto. Aiutatelo. Aiutatelo dunque. Prendete subito degli uomini, dobbiamo tentare di salvarlo. Ho già ordinato il necessario. Mio Dio, è Vincenzo. È stata su da lei? È morto. Ditemi se è stata su da voi. È ferito gravemente. Credo di sì. Come mai non ritornano? Ma non possono essere ancora qui. Se fosse ancora vivo. È vivo. Sei una brava ragazza, Melanie. Tony, già di ritorno. È successa una disgrazia. Cosa? Vincenzo è caduto. Oddio mio. Lo stanno portando giù in paese. E vive ancora? Sì. Tony, dove vai? Tony! Fate silenzio. Vive? Sì, hai fatto chiamare il medico. Sì, sì, ispettore. Va bene. Finalmente viene il medico. Buongiorno, dottore. Come va? Molto male. Sepp!
Signor Salurn. Lo sai come sta Vincenzo? Molto male. Ora è venuto il dottore. C'è da sperare, dottore? Poco, Brunner. Gravi lesioni interne. Dottore, io credo che stia riavendosi. Andate pure un po' da lui, ma non tormentatelo con domande. Sì. Che vieni a fare qui? Io Tu che sei la causa di tutta la sventura. voglio vedere Vincenzo. Ho diritto di stare con lui. Ah, diritto. Che diritto potresti mai avere? Ti proibisco assolutamente di entrare. Qui voi non avete nulla da proibire, signor von Salurn. Cosa viene a fare qui da noi? Cerca di andartene subito. Per pietà ti supplico, Brunner. Lasciami entrare. Tu non hai nulla da cercare qui. Devo parlare assolutamente con Vincenzo. Non si può più parlargli. Lascialo, che si addormenti in pace. Falla entrare, babbo. Sarebbe bene sapere che cosa ella deve dire al nostro Vincenzo. Vieni pure, Froni, parlagli. Forse ne sarà contento in quest'ultima sua ora. Vi ringrazio, signorina. Vincenzo. Vincenzo, devi svegliarti. Sono qui con te, la tua Froni. Vincenzo, voglio dirti qualche cosa. È importante. Non è tutto finito tra noi, Vincenzo. Da stamane molte cose sono cambiate. Se ti ho mandato via, era perché avevi davanti a te una vita piena di speranza e di lavoro. Ma adesso, Vincenzo, apri dunque gli occhi. Non devi morire così senza prima sapere quello che devo dirti. Che cosa c'è? Froni, tu sei qui? Ma dove mi trovo? Sei con me. Debbo morire? Sono contento di vederti, Froni. Mi hai dato tanto amore e tanta felicità. Tu non devi sentire tutto questo. Vieni. Lasciami. Voglio sentire tutto, anche se mi fa male. Voi dovevate sposarvi oggi. Lo sapevo, signorina. Ed io non l'ho trattenuto. L'ho lasciato andare senza far storia. Non volevo rovinare il suo avvenire. Ma adesso tutto è diverso. Adesso posso parlare. Presto sarò madre. È proprio vero. Non sono bugiarda. Perché non me l'hai detto prima? Froni. Oh. Volevo dirtelo stamattina, ma poi sei partito così in fretta. Ma ora lo sai. Devi sapere che non hai vissuto invano, Vincenzo.
continuerai a vivere. Io avrò un figlio. Da te, Froni. Babbo, vi supplico, fate quello che vi domando. Il bambino dovrà portare il mio nome. Voglio che Froni diventi mia moglie. Santo cielo. Vincenzo, ma tu non devi chiederci questo. È la mia ultima preghiera, babbo. Ma una serva non può diventare nostra nuora. Froni sarà la madre di mio figlio. Pensa alla tua vecchia mamma. Quello che fa Vincenzo è giusto, babbo. Anche Froni sarà madre. Io non lo sapevo, altrimenti... Calmati, Brunner. Quando si tratta di morire, conta solo la verità e nient'altro. Addio. Niederegger, posso pregarvi di entrare un momento da noi? Andiamo a casa, papà. Cosa volevano da Niederegger? Deve sposare Vincenzo con Froni. È lui che vuole così. Cosa? Ma questo non è possibile. Ma sì, Vincenzo ha ragione di fare così. Avanti, avanti, andiamo. Ti rendi conto di quello che fai, Vincenzo? Mai in vita mia ho visto così chiaro. E voi ammettete che loro si sposino, signor Podestà? Se lui lo desidera è mio dovere. Io non faccio certo da testimone. Brunner. Ho bisogno di 2 testimoni. Staffler, Huber, avanti, venite un po' dentro. Grazie. Grazie anche a voi. Vieni, Froni. Vincenzo Brunner, sei contento di prendere la signorina Froni Mareiter come tua legittima sposa? Sì, lo voglio. Ed ora tu, Froni Mareiter, sei contenta di diventare la legittima sposa di Vincenzo Brunner? Sì. Allora, in presenza dei testimoni ed in nome della legge, io vi dichiaro marito e moglie. Ti rimetterai di certo. Credimi. Con un po' di pazienza, il Dio ci aiuterà. Io sarò forte per nostro figlio. Lavorerò giorno e notte. La terra sarà sua. Io ti credo, Froni. In te ho molta fiducia. Accostati di più. Voglio sentirti vicina. Sento un gran freddo. Va bene così, Vincenzo? Sì, così va bene. Vuoi dirmi ancora qualche cosa? Di com'è successa la disgrazia? Martino t'ha minacciato? Vincenzo! Vincenzo! Babbo! È finita. Vincenzo!
Wagner, avete già assegnato l'aratro? Già segnato sull'elenco. Bene, allora passiamo nella casa. Cosa faremo adesso? Ecco dove si arriva coi debiti. È sempre così quando non si può pagare. Già, ma il signor Fonsalur potrebbe aspettare. Lui non ha bisogno di denaro. Certo no, ma vuole essere pagato. Ma chi ha denaro? Io no. Non vi è rimedio, Schweighofer? Già, cosa posso farci io, signora Brunner? Fonsalur non vuole più aspettare. Ma solo per 3 settimane, fin dopo la vendita del grano. Dovresti parlargli personalmente. Forse gli pagato una parte e gli aspetterà per il resto. Credete davvero che aspetterà, Schweighofer? Ma avrete del denaro da dargli? Forse lo troverò. Allora bisogna agire subito. Domani è l'ultima scadenza. È mezzogiorno, ragazzi, e attenzione a non bere l'acqua troppo fredda. Buongiorno, Ferkinger. Buongiorno, signora Brunner. Ho una cosa importante da dirti. Io non so proprio cosa avremmo da dirci. Ma è solo una preghiera, Martino. Una preghiera? A me? Cosa potrà mai essere? Mi occorre denaro, molto denaro. Come? Fonsalur vuole essere pagato. Oggi sono venuti i signori della commissione Schweighofer. Non vogliono più aspettare. Faranno una vendita all'asta, Martino. Ti supplico, dammi il denaro. Ti restituirò tutto, non perderai niente, tu mi conosci. E sai bene che sono di parola. Ma bisogna lasciarmi un po' di tempo. Quello che offro ne terrò senz'altro. Saranno circa 1200 marchi. Se questa somma ti può servire. Ma se gli porto solo qualche centinaio di marchi, Fonsalur deve aspettare. Il diritto allora sarà dalla mia parte. Beh, stasera dopo cena puoi mandarmi a Namir. Gli darò il mio libretto. Martina, io non so davvero come ringraziarti. Sì, va bene. Bisogna aiutarci a vicenda. Perché non mangi niente, Melanie? Vorrei domandarti una cosa. Non ti ricordi più del nostro patto? Il nostro patto io l'ho sempre rispettato. Non ho mai più parlato di Vincenzo. Ma adesso non voglio più stare zitta. Sei crudele a voler mandar via quella gente dalla loro terra. Quello che fai non è certo umano. E lui, Vincenzo, è forse stato umano con te? Dovrei regalare tutto all'altra e alla sua creatura. Sei troppo crudele, papà. E chissà se io sarei stata felice con lui. Lo riconosci molto tardi, figliuola mia. Tu eri avvertita. Sapevi benissimo che razza di uomo fosse. Cos'ha quel ragazzo? Diventa ogni giorno più strano. E tu stai parlando male del suo amico morto. Non si può sempre pesare ogni parola prima di dirla. Beh, è una fortuna che domani ritorni in collegio. Cosa c'è? La giovane signora Brunner chiede di parlare col signore.
Non ho tempo adesso. Papà, è meglio che tu l'ascolti. Non supponi neppure cosa vuole da te. Non voglio vederla. Dov'è? In anticamera. Buongiorno, signora Brunner. Buongiorno, signorina Fonsalurn. Scusate, vorrei parlare un momento con vostro padre. Cosa volete da lui? Volevo pregarlo di accontentarsi di un acconto e di concedermi una dilazione per il resto. C'è poca speranza. Papà è molto irritato. Froni. Siete molto buona. Mi chiamate di nuovo Froni? Ho perdonato e dimenticato. E anche papà lo farà. Vai da lui. Avanti. Buongiorno, signor Fonsalurn. Signora Brunner, desiderate? Volevo pregarvi di accettare un acconto. Abbiate pazienza sino alla vendita del raccolto. Non ne voglio sapere. Non sarò più indulgente come prima. Ora dovrete pagare i vostri debiti sino all'ultimo soldo. E questa è la vostra ultima parola, signor Fonsalurn? Avreste davvero intenzione di mandarci via tutti quanti? I vecchi Brunner, io e la mia piccola creatura? La colpa non è mia. Mia, forse. Ma non vi capisco. Ditemi che cosa vi ho fatto di male, perché voi siate tanto crudele con me. Da quando Vincenzo è morto, ho lavorato sempre, giorno e notte, per salvare la fattoria, per mio figlio. Ecco, guardate le mie mani. Non avrebbero potuto lavorare più di quanto hanno lavorato. Volete che i miei sforzi siano stati inutili? E come avreste pensato di regolarvi? Adesso potrei darvi 1200 marchi. 1200 marchi? Chi vi ha dato quel denaro? È su questo libretto. Ferkinger? Come mai Ferkinger vi ha dato tanto denaro? Che c'entra lui in questo affare? Martino mi ha sempre voluto bene ed ha sempre cercato di aiutarmi. Anche quel mattino della disgrazia, quando si è incontrato con Vincenzo su da noi. Come? Ferkinger è stato da voi quella mattina? Se mi ha detto di aver trovato Vincenzo nella stretta. No, era lassù. Prendi. Non accettate dunque questo denaro? Per ora no, voglio ancora riflettere. Vai pure adesso. Sì? Devo parlare un momento con voi. Prego, signor Fonsalurn. Siete un bugiardo, Ferkinger. Non vi capisco. Siete stato su ai pascoli il mattino della disgrazia del giovane Brunner. Non me ne avete mai parlato. In questo momento è stato da me Froni. Le avete dato del denaro. Vi prego, spiegatevi. È vero, sono stato lassù. E perché allora me lo avete nascosto? Perché temevo si potesse sospettare di me. Ebbi una discussione con Vincenzo, poi avvenne la disgrazia. Ma io non ho nessuna colpa. Ha fatto un passo indietro per levare il coltello, non si era accorto dell'abisso ed è precipitato. Io sono innocente della sua morte. Ma nessuno vi crederà. Questa è la pura verità, signor giudice. Anche se io vi credessi, non potrete mai convincere il procuratore generale, signor Ferkinger. Ma io posso giurarlo. L'imputato non ha diritto di prestare un giuramento. Non vorrete certo arrestarmi. Voi avete ammesso di aver chiesto alla Froni di sposarvi. E avete anche ammesso di essere stato geloso di Brunner. Sì, già che mi avete chiesto di dire la verità. Dovevate dirselo prima, subito, e non adesso che per puro caso siamo venuti a conoscere il fatto. Devo arrestarvi, Ferkinger. No, Stefano, non devi abbatterti così.
Il babbo di solito è burbero, ma poi lui stesso se ne pente. Ma è il coltello di Vincenzo questo. Chi te l'ha dato? Oh. Ma Stefano, calmati. Vieni qui, sii ragionevole. Dimmi, te l'ha dato Vincenzo? No, l'ho trovato. Trovato? E dove lo hai trovato? Quando? Tu mi nascondi qualche cosa. La vostra testimonianza, signora Brunner, è di grande importanza. Non vi è stato nessuno che abbia assistito alla disgrazia. Mancano i testimoni. Noi dunque dobbiamo tentare di spiegarci come sia accaduto il fatto. Ferkinger vi ama, ovvero vi amava. Può darsi. E voi non lo avete ascoltato? Io volevo bene a Vincenzo. Tutti e due sono stati su da voi quella mattina, signora Brunner. Li avete forse visti litigare? Credo non sia necessario farvi notare che davanti al tribunale voi dovrete prestare giuramento. Io dico la verità, signor giudice. L'ho sempre detta. E allora, come accade il fatto? Sì, hanno litigato. E Ferkinger ha minacciato Brunner. Vi ricordate con precisione cosa gli abbia detto? Sì. Ricordo che gli disse bisognerebbe ammazzarti come un cane. Questa è un'accusa molto grave, signora Brunner. Ma, signor giudice, Ferkinger non può aver commesso un assassinio. Non è certo lui il colpevole. Almeno io non lo credo. E vostro marito? Gli avete parlato? Non vi ha accennato come sia accaduta la disgrazia? Non ha detto nulla per accusare Ferkinger? Gliel'ho chiesto. Ma lui non era più capace di rispondermi. Questo è molto grave per Ferkinger. E tu hai visto tutto con esattezza, Stefano? Sicuro, papà. Vincenzo era arrabbiato. Volle prendere il suo coltello. Fece un passo indietro e precipitò nell'abisso. Ferkinger non ha nessuna colpa. Io lo seguii e vidi tutto con esattezza. Martino cercò subito di aiutarlo, ma ormai era troppo tardi. Lo sai, ragazzo mio, che è gravissimo quello che hai fatto. Non so cosa meriteresti per non aver parlato prima. Stefano, non lo capisci dunque. Ferkinger arrischia la sua testa. Si tratta della vita di un uomo. Avevo paura perché ero uscito senza permesso. Come? Paura? Paura di tuo padre? Sempre. Questo cambierà in avvenire. Forse ho dimenticato la mia stessa giovinezza. Sarò meno severo con te. Va bene? Ah, papà, sarebbe bello. Figliolo mio. Beh, vieni. Prendi il tuo cappello. Andiamo subito dal giudice. Ecco, papà. Il coltello. Ah, sì, giusto. A momenti lo dimenticavo. Arrivederci, figlia mia. Perché Froni non ritorna? L'interrogatorio non può durare tanto. Anch'io non capisco. Non avranno arrestata anche lei? Ma non dire sciocchezze. Ci mancherebbe pure questo. Mio caro von Salurn, mi sento molto sollevato. Certe volte anche la disubbidienza può servire a qualche cosa, vero Stefano? E Ferkinger sarà liberato?
sto firmando l'atto per la sua scarcerazione. Ora tutto è a posto, Ferkinger. Già. Dimenticate i giorni cattivi. Vi ringrazio, maresciallo. Martino, Stefano. oh, sono così felice. Tu sei felice, Stefano? Sono stato io a liberarti, che credi? Dopo ti racconterò tutto, c'è anche papà. Arrivederci. Arrivederci. Scusatemi, signor giudice. Nell'anticamera c'è ancora una donna che aspetta. Oh, santo cielo, la signora Brunner. L'avevo proprio dimenticata. Può tornare a casa senz'altro. Va bene. Oh, un momento, prego. Lasciate fare a me. Dov'è questa donna? È di là. Froni. Signor Fonsalord, voi. Tutto è a posto, Froni. Ferkinger è innocente e libero. Martino, sapevo bene che non sai fare del male. Ti ringrazio, Froni. Sei molto buono. Se sei d'accordo, Froni, puoi salire con noi in carrozza. I Brunner staranno certamente in pensiero. Vieni, Stefano. Oh, signor Fonsalud, voi stesso avete accompagnato Froni. Sì, siete meravigliato, caro Brunner, eh? Sì. Ed ora potrete lavorare tranquillamente. Io non ho urgenza del denaro. Vi ringrazio di cuore. E se vi ha bisogno qualcosa, il trattore o la mietitrice, ditelo pure a Martino. Faremo in modo di aiutarvi. Vero, Ferkinger? Senz'altro, signor Fonsalud. Ti ringrazio, Martino. Non è il caso, Froni. Arrivederci dunque. Arrivederci. Arrivederci. Avanti.